God Save the Wine al Rock Café, il palco preferito dove vorrei sempre stare a bere vino, anche se non mi fanno suonare io bevo, sono contento lo stesso. E è una serata scoppiettante. Deborah, ti ringraziamo di averci portato il prosecco, perché stasera con questa effervescenza secondo me ci sta proprio bene. Secondo te come mai si può definire rock il prosecco? Il prosecco prima di tutto è la bollicina più semplice che incontra i gusti di tante persone. Ha avuto un successo a livello internazionale, quindi Qua dentro sia forse il vino più venduto e quindi si sposa bene anche con tutti i prodotti e come il rock è energico, sprigiona quindi delle sensazioni, come in un calice di prosecco quando uno lo beve è lo stesso. L'energia particolare che c'è in questo, che cosa deriva? Che cuvée è questa? Questo è un dosaggio zero, è il Motus Vite, dedicata la bottiglia a Giuliano Bortolomeo, il fondatore. Lui ha dedicato una vita intera a far sì che il prosecco avesse questo successo a livello internazionale e a lui si deve l'abilità di intuire per primo che il prosecco fosse non solo dry ma anche brut, e addirittura lui è arrivato a un dosaggio zero, quindi questa è una bottiglia a lui dedicata, Motus Vite, perché ha dedicato il movimento della vita. Quindi. Ecco, invece abbinando, visto il vario menù eccetera, voi avete anche uno biologico, no? Cosa gli possiamo abbinare del menù un po' particolare? Cotolette magari in salsa barbecue, d'agnello, così. Costoline di maiale, sciano, quindi roba anche un po' piccante. Ma ce l'hai aperto? Quello lo assaggio volentieri. Questo è l'unico prodotto biologico dell'azienda Bortolomeolo, una delle titolari se ne occupa in particolare insieme all'agronomo e segue tutto il progetto. Verde appunto, quindi si capisce è biologico. È un brutto millesimato. Beh, il biologico cosa dà in più al prosecco? Sicuramente un'avvolgenza maggiore, più carnosità, come non è facile definirlo, però una marcia in più sembra densa. Sì, poi essendo millesimato regala sempre, ogni vendemmia regala sempre qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso, cambia. Beh, direi che siamo abbastanza rock, le sorprese non mancano, grazie Deborah. Grazie a te Andrea.